È una platea che resta ammaliata dal Presidente del Consiglio. Il mondo dell'impresa trova qualcuno in politica che finalmente parla di quel che deve essere e deve fare il Paese da qui a 20 anni e che sta gettando delle basi per questo. I sindaci si sentono finalmente dire che potranno spendere dei soldi per sistemare strade o scuole. Quei sindaci cui Renzi rivolge direttamente un saluto. A tutti i sindaci che vedo, Zaia li ha messi a destra i sindaci, no scherzo, non è... Anche perché poi dipende da come la guardi, sono comunque a sinistra di Zaia, che non è la cosa più difficile, però va bene. Voglio dire a loro... Colui che resta scettico, insensibile alle parole di Renzi, è il presidente della regione del Veneto. Arriva alle bandie ad assemblea già cominciata, stringe mani ma si infila subito in platea. Da lì a poco arriverà il presidente del Consiglio. Zaia lo attenderà come da protocollo assieme al sindaco di Spresiano e di Treviso e già al ciao qualcosa non andrà. Per ultimo perché è il criterio di importanza. Luca Zaia non sempre applaude, del resto a differenza dei colleghi sindaci per la regione ancora non c'è lo sblocco dei denari. Stiamo lavorando per riuscire a farlo anche per le regioni, stiamo in tavolo con le regioni, ancora non abbiamo trovato la quadratura economica. Il tema del patto di stabilità piuttosto che il taglio dell'IMU o il patto di stabilità per i comuni sugli investimenti hanno un grande punto di domanda, che è quello da dove si recuperano le risorse. Io ve lo posso già anticipare, si recupereranno direttamente dal fondo della sanità. E poi ancora Renzi, senza troppi giri di parole, allude a Matteo Salvini e ai suoi blocchi. Ma quando sento dei leader politici, lo dico qui in Veneto appositamente, dire per 3 giorni blocchiamo tutto, il 6, 7, 8 novembre blocchiamo tutto, non compriamo più niente, voglio sommessamente dirvi che ciò di cui ha bisogno l'Italia è esattamente l'opposto, sbloccare tutto, non bloccare per 3 giorni il Paese, rimetterlo in moto, restituire fiducia, ridare spazio ai consumi. E Zaia, ad assemblea ultimata, spiega chiaramente il suo disappunto. Fare un'assemblea e fare un intervento così importante come da parte del Presidente del Consiglio e bypassare a pie pari tutto il tema delle banche popolari, di quello che sta accadendo, direi che non è assolutamente compatibile. No, il veneto Luca Zaia non è stato per nulla affascinato dall'accento toscano di Renzi.